Ogni giorno il Parlamento europeo compie delle scelte che hanno importanti conseguenze per il nostro Paese. Scelte che negli ultimi anni hanno prodotto un aumento della disoccupazione, una generazione alla deriva e milioni di persone a rischio povertà. A noi dell'Italia dei Valori questa Europa dell'austerità, delle banche e dei burocrati non piace. Vogliamo essere europei, ma non tedeschi. Vogliamo essere europei e non sudditi della Germania. Vogliamo l'Italia protagonista in Europa, di un'Europa della solidarietà, dove il paese più forte aiuta il più debole a diventare il più forte. Vogliamo un'Europa con un contratto collettivo di lavoro europeo, dove i lavoratori italiani abbiano gli stessi diritti e gli stessi stipendi degli altri lavoratori in Europa. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo dichiarato guerra alla riforma Fornero e abbiamo depositato in Cassazione un disegno di legge di iniziativa popolare per abolirle. L'obiettivo è il lavoro al centro, fare in modo di creare non nuova precarietà, ma vero lavoro. Puntiamo a ripristinare i diritti degli esodati messi fuori dal mondo del lavoro proprio dalla riforma Fornero. Vogliamo un'Europa dove ci sia una fiscalità europea e dove le imprese italiane non paghino il 46% di tasse mentre in Europa si paga il 21%, ma paghino le stesse tasse per garantire la concorrenza delle nostre imprese. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo messo al centro del nostro progetto l'ambiente e la tutela della salute dei cittadini. Abbiamo raccolto le firme, fatto un referendum per dire no con forza al nucleare nel nostro Paese. Vogliamo che il nucleare non ci sia nemmeno in Europa. Vogliamo tutelare le produzioni di qualità dell'Italia ed è per questo che diciamo no agli OGM. Noi dell'Italia dei Valori siamo l'unico partito che sta combattendo concretamente la mafia. È per questo che abbiamo depositato in Cassazione un disegno di legge di iniziativa popolare per la vendita dei beni confiscati. È un patrimonio immenso e riteniamo che dopo aver garantito la funzione sociale, dopo le richieste di comuni, regioni, associazioni, chiediamo che il patrimonio vada venduto. Ci sono 2 miliardi e 300 milioni che sono in contanti e titoli di Stato. Riteniamo che questi debbano essere utilizzati subito per finanziare le nostre forze dell'ordine, i nostri militari e garantire maggiori sicurezze. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo rinnovato profondamente il nostro partito. Abbiamo presentato per le europee una lista non di veline o di personaggi famosi, ma di persone normali con buone idee. Aiutaci a cambiare l'Europa. Sei tu che hai il potere di decidere. Il 25 maggio vota Italia dei Valori.